Bene, siamo con il segretario provinciale del PD, Simone Di Paola. Simone, ecco, queste ultime ore al completamento di un iter burocratico, se lei si trova qui a Grotte proprio per espletare alcuni, diciamo, adempimenti, si presenteranno le liste, un momento particolarmente difficile, quello del PD, abbiamo visto con la spaccatura che c'è stata nel fronte, diciamo, delle primarie, i 5 Stelle si sono ritirati, insomma la Chinnici ha avuto un momento di riflessione e con una sua considerazione su questo momento politico. In ogni caso la Chinnici poi ha sciolto la riserva e è andata avanti. Guardi, è stato un momento molto difficile perché il tradimento politico dei 5 Stelle, non tanto nei nostri confronti ma nei confronti delle migliaia di siciliani che hanno partecipato alle primarie, ha obiettivamente reso più complesso la composizione del quadro delle alleanze, ma lo straordinario profilo morale, senso di responsabilità di Caterina Chinnici credo ci abbia fatti uscire ancora più forti, ancora più consapevoli delle nostre possibilità. Abbiamo una candidata che parla la parte migliore della Sicilia, una candidata che rappresenta il meglio di questa terra. Abbiamo delle liste forti e competitive e soprattutto abbiamo a che fare con degli avversari che non hanno nulla da dire a questa terra. Il centrodestra dovrebbe spiegare semmai le ragioni di 5 anni di malgoverno totale e dovrebbe spiegare le ragioni di una disarticolazione totale che li sta vedendo presentarsi ai nastri di partenza con una spaccatura verticale che parla di una incapacità di governo dei quadri dirigenti e dei gruppi dirigenti. Ci sono tutte le condizioni per fare una battaglia bellissima e soprattutto vincente al fianco di Caterina Chinnici e dei nostri candidati. Calandoci nella nostra provincia, lei come segretario provinciale, ecco, come state vivendo questo momento anche in preparazione di una lista che vede, diciamo, l'uscente onorevole Catanzaro, diciamo, continuare nella sua politica attiva verso il territorio, ma non solo. Ecco, quali indicazioni darete? Quali indicazioni arrivano anche dalla base per la preparazione della lista? Guardi, noi siamo contentissimi perché abbiamo costruito delle squadre e dei candidati di grande profilo politico che parlano con i loro valori e con le loro storie personali a un territorio che ha bisogno di essere rappresentato e che ha bisogno di parlare di parole concrete, di messaggi concreti. Abbiamo sicuramente l'onorevole Catanzaro che si ripresenta portando all'attivo 5 anni di battaglie politiche, abbiamo Salvatore Martello, Totò Martello, che è un simbolo non soltanto di Lampedusa ma un simbolo nella lotta in difesa dei migranti, degli ultimi, un paladino di valori come integrazione, accoglienza ma anche modernità sui temi dell'insularità, delle attività produttive, della pesca. Abbiamo 2 amministratrici giovani che danno grande innovazione alla nostra lista, che sono Stella Vella e Vita Mazza. Abbiamo Raul Passarello che è un esponente della società civile, un giovane che ha vissuto da giornalista prima, da professionista e da coordinatore del movimento Servire Agrigento, porta con sé un patrimonio civico straordinario, e abbiamo Antonio Zarcone che è un pezzo di storia di questa terra, uno dei padri della cooperazione in provincia di Agrigento, un imprenditore, un dirigente politico di grande profilo. E poi abbiamo 2 candidature alle nazionali che insieme a Peppe Provenzano porteranno avanti in modo encomiabile la battaglia del Partito Democratico, la nostra presidente che è Giovanna Iacono e Eleonora Sciortino che è candidata all'uninominale alla Camera, che porta con sé la tradizione socialista ma anche rappresentando il mondo delle professioni. Quindi abbiamo messo dentro il massimo che potevamo offrire al territorio della provincia e siamo convinti che con questi candidati faremo grandi cose. La prossima settimana organizzeremo un'assemblea provinciale per lanciare i temi della campagna elettorale, quindi ci sono tutti gli ingredienti, come dire, per una combinazione vincente e noi siamo convinti ancora una volta che il Partito Agrigento, come è avvenuto nelle amministrative ultime, darà una grande prova di sé.